La prima comica della serata, facciamolo per Chiara Piccherri! Ancora! Sassa, brava! Ci siamo? Ancora per Sandro Canori! Buonasera a tutti, io mi presento molto rapidamente, però sono Chiara Piccherri. Prima di iniziare una breve info di servizio e poi andiamo. Volevo sapere se mi vedete. Mi vedete tutti? Pure laggiù? Pure da laggiù mi date un feedback, mi vedete? Oh, vedi? Non so così basta come dice il pediatra. Fanculo, pure su Twitch. Perché mia madre mi porta ancora dal pediatra. Ne ha un po' approfittato per questo fatto che sto bassa. O come dicono a Roma, nana infame. Però, cioè, regà, non è sempre stato facile essere una nana infame, eh. Cioè, c'ha dei pro, ma anche dei contro. Per esempio, quando da adolescente andavo in discoteca, cioè fino all'altro ieri, e i ragazzi comunque, questi ragazzi coatti che abitano in discoteche, ci provavano con me o insomma con le mie amiche, sapete, questi ci arrivano da dietro quando ci vogliono provare? Non so se qui abbiamo delle ragazze che hanno, come me, condiviso questa esperienza. Ecco, quindi sapete cosa significa, no? Cioè tu non sai a quello che vai incontro, perché comunque il coatto ti arriva da dietro. Ma infatti io non ho mai visto un coatto in faccia. Ne ho sentito il profumo. Avrò sentito la svaporetta con comere e papaya, quelle cazzate che stai fumando i coatti. Però la faccia no! Capito? Quindi niente, questi arrivavano da dietro e a me, data la mia statura, mi appoggiavano il cazzo sulla spalla. Quindi capite bene pro e contro. Però ecco, erano belli i tempi in cui si rimorchiava così, con semplice cazzo sulla spalla. E invece adesso tempi duri per le relazioni. Vediamo, qui in sala abbiamo delle coppie. Mazza. Coppie decise. Dicevo, per l'appunto, tempo duro. Voi siete cugini? Una bellissima coppia. Da quant'è che state insieme? 2 anni. Bene, state bene, siete felici, va tagliate, avete preso a ridere, fate la stand up. Vi volete sentire giovani. Vabbè, basta, mi fermo, sennò qua. Benissimo, quindi ecco, come vedete, però insomma, tempi un po' duri per le relazioni, ma non vi preoccupate perché è difficile per tutti, eh? È difficile per un adulto, è difficile per un ragazzo, per una ragazza, per un bambino, per una bambina, per un feto, per una feta, per un embrione, per un ovulo fecondato. Insomma, è difficile scopare. O meglio, è facile scopare, ma è difficile con la stessa persona per un tempo prolungato che va verso una relazione duratura, come i nostri amici qua nella prima fila, no? O almeno a me, gli ultimi ragazzi con cui sono uscita, tutti questi, insomma, al primo appuntamento mi hanno fatto: guarda, Chiara, te lo dico subito, io non voglio una relazione seria. Cioè, ma non è che io mi presento e ciao, piacere, sono Chiara Piccherri e per anni mi hanno appoggiato il cazzo sulla spalla. Cioè, ma scusa, ma non so cose che si dicono al primo appuntamento, Damo il tempo, scopriamolo insieme. E quando il sistema consumistico sente puzza di disperazione, ecco pronto a lucrare sui nostri bisogni. Infatti su Instagram, ragazze, non so se avete visto, è pieno dei corsi delle donne single per donne single, e già qua mi farei una domanda, che propongono delle frasi da ripetere ogni giorno sostanzialmente per non ammazzarsi. Sì, tipo dagli tutta, sorella. Queste frasi sono del tipo io conosco il mio valore, so quello che valgo, voglio bene a me stessa, io mi amo, mamma mia quanto mi amo. E se tu queste frasi le ripeti tutti i giorni davanti allo specchio per 3 volte dopo i pasti, t'appare la figura di Giorgia Soleri capovolta che ha ascelle rigogliose. Provateci. Ma non vi preoccupate, gli sta a spiegare chi è Giorgia Soleri, È inutile che fate i giovani, cazzo! Ma non vi preoccupate, mieschetti, perché esistono anche i corsi degli uomini per gli uomini. Sì, un mio amico una volta mi ha mandato il link e non ci potevo credere.
Oh, regà, i corsi per recuperare la libido a soli 600 euro al mese. Che sarà mai? Quindi ti ritrovi sotto un ponte ma a cazzo dritto. Scegliete voi, fratello, lo so. E poi che si sono inventati per farci incontrare? Le app di incontri. Anche io l'ho usate per un periodo e mi sono annoiata tantissimo perché uscivo con questi ragazzi che lavoravano in azienda dalle 8 alle 20 e poi se vedevamo, no? Un attimo per fare questo incontro. E niente, mi parlavano con questi termini, verosimilmente. Fermo restando. Al netto di. E cazzo, vedi? Pure il bicchiere non gliel'ha fatta. No, è quello che facevo io per scappare. Ciao. E quindi niente, mi sono annoiata tantissimo, però in fin dei conti questi ragazzi mi offrivano apericene, cene, dopo cene, al che ci ho avuto un'illuminazione. Io le app per scopare le uso per mangiare. Oh, mica male. Poi mi sono anche divertita nel leggere le bio di questi ragazzi, sapete, veramente ti spiego, vabbè, Giorgia Soleri è una cogliona, ok. Poi, le bio sono praticamente pochissimi caratteri che hai a disposizione per descrivere te. Ah, lo sai. Quante bio, che bio c'avevi per averla conquistata? Mi piace la stand-up. Benissimo. E praticamente questo qua nella bio c'aveva scritto a caratteri cubitali: sono molto educato. Allora, prima di tutto che cazzo te urli? Dopodiché non ho resistito e subito io ho scritto in privato a stronzo. Lo volevo testare, volevo capire un attimo quanto era. E lui mi ha detto tipo, ma non si dicono queste cose. Era davvero educato. Ma infatti non ci sono uscita. Sono abituata dal Cube, no infatti. Poi invece ci ho avuto un appuntamento carino, mo non dico che ho trovato l'amore della mia vita, però insomma carino, questo appena arriva a casa mi scrive e là subito iniziano le tattiche. Ok? Perché che faccio? Se io mi rispondo subito, lui pensa che io ho la relazione duratura, cazzo sulla spalla, no, ricominciamo da capo, non c'abbiamo tempo e mi devo pure sbrigare. Allora che faccio? Io visualizzo e gli rispondo dopo 37 minuti. Così faccio capire che comunque c'ho da fare. C'è una serie di attività da sbrigare, cioè non è che posso stare a pensare a te, sempre col cellulare in mano. Voglio dire, non è che io posso sempre stare là attaccata al telefono, aspetta che lui mi risponde e calcolo il tempo di quando mi visualizza, eseguo incontrolli incrociati, se nel mentre ha pubblicato altre storie con chi ha taggato, che musica ha messo, chi frequenta, i like, che mangia, che beve, i like e tette e culi nelle ultime 48 ore. No! C'ho una vita piena! Scusate, ma invece di tutte queste tattiche, ma non sarebbe meglio provarci, come hanno fatto qua i cugini in prima linea? Fermo restando, verosimilmente, al netto di, io penso di sì, e richiamiamo sul palco il nostro MC, Sandro Canori! Chiara Mingherri, facciamolo!